Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Cari amici di Mattoscacco, ben trovati. Vediamo insieme una partita che si sta giocando in questo istante. Non sto parlando di partite di professionisti, di grandi maestri, di campioni del mondo o di sfidanti, ma una partita, una delle tante, tra giocatori con un elo prossimo ai 2000 punti nella piattaforma scacchistica di Lichess. Cercherò di dare il mio punto di vista, provando a trasmettermi magari la mia visione e le mie idee, cercando di vedere che differenza potrebbe avere il ragionamento di un maestro con il ragionamento di un giocatore amatoriale. In apertura nulla da dire, chiaramente stiamo giocando, o meglio, stanno giocando le prime mosse dell'apertura nimzo-indiana, attenzione, e alfiere di 2 è una linea istintiva ma non molto frequente. Chiaramente questo alfiere vuole inchiodare il cavallo, alfiere di 2 evita questa inchiodatura. L'alfiere di 2, vi dico, non è un errore, è chiaramente una partita che si potrebbe giocare e impostare a seconda delle proprie conoscenze. Prima o poi il nero questo alfiere lo darà per poi piazzare un cavallo in E4. Dovrebbe andare così. Arrocco corto, pedone A3 e alfiere per C3 porta a questa ripresa. Ok, il nero sta giocando in modo lineare, ha aspettato che il bianco spingesse qui in A3, quindi che il bianco perda un tempo prima di cedere l'alfiere. Questa è una mossa chiaramente lineare. Cavallo in E4, così come annunciavo prima, cavallo F3 e adesso cavallo per C3. Attenzione, perché qui vi dico che c'è già un'imprecisione da parte del bianco, perché il bianco che gioca in questo modo non voleva i pedoni doppiati, dopo l'apertura, ma adesso che il nero gioca cavallo E4 permette questa possibilità. Il nero non se lo fa chiedere due volte e quindi rovina la struttura pedonale avversaria. Cosa avrebbe dovuto fare il bianco? Probabilmente donna C2 per essere coerente. Altre mosse possibili che individuo, alfiere B4, che comunque sia guadagna un tempo su questa torre per poi eventualmente scacciare il cavallo attraverso il solito percorso donna C2 per attaccare E4. La partita è andata in questo modo, cambio in C3 e da qui in poi i possibili finali sono tutti favorevoli per il nero. Questa è una doppiatura importante che il bianco deve cercare di giustificare con iniziativa, con un po' di attacco. B6 è una scelta logica, scelta pratica. Contro questi pedoni dovete cercare sempre di attaccare il pedone C4, una manovra tipica, l'alfiere che va in A6 e insieme a lui il cavallo che si sposta in A5. Vediamo se effettivamente in partita l'hanno giocata. No, è stata fatta un'altra mossa. In questa posizione considero come mossa migliore, più facile per il nero, una mossa strana che è questa qui, cavallo C6. Perché è strana? Perché ci mettiamo davanti al pedone C, che quasi sempre nel momento in cui giochiamo aperture di donna è un pedone importante da spingere, da muovere per attivare la propria regina. Il cavallo in C6 vuole saltare in A5. Da 5, così come annunciato prima, vuole il controllo di quella casa C4. Alfiere B7, probabilmente qui potrebbe essere un'imprecisione, ma chiaramente non qualcosa di decisivo. Allora, la partita si è conclusa, intanto vediamo un po' come è andata. In questa posizione il nero ha giocato alfiere B7, il bianco alfiere D3 e qui vi dico che se tutta la partita inizia per il controllo della casa E4, il nero qui deve insistere su quel controllo e quindi senz'altro F5. Adesso posso andare su scacchiera di analisi, quindi qui senz'altro F5 è un'ottima mossa, F5 per controllare 4. E vi dico anche che c'è una manovra tipica in cui anche questo cavallo diventa protagonista del controllo di E4. Questo percorso che ho colorato all'interno della scacchiera aiuterà senz'altro la strategia del nero. Quindi F5 è una mossa che andava fatta. Donna F6 vuole speculare un po' sul possibile catturare quel cavallo, sulla possibile doppiatura che si può creare. Ma qui vi dico che se fossi il bianco non avrei assolutamente alcun timore di subire questa cattura. Per quale motivo? Questa cattura porterebbe al cambio delle donne, perché quando il bianco riprende attacca la donna avversaria ma minaccia anche la torre lì all'angolo, e dopo il cambio questa posizione
non mi sembra affatto debole per il bianco. È vero che la struttura pedonale è brutta, però abbiamo un alfiere fortissimo e nei finali e mediogiochi con pedoni su entrambi i lati, l'alfiere è sempre superiore al cavallo. In questa posizione la strategia del bianco diventerà cercare di fissare i propri pedoni su casa nera, così come appena fatto, perché l'alfiere sarà protagonista del controllo delle case chiare. Ok, adesso per rendere l'idea ho inserito questi due colori, quindi senz'altro una mossa possibile per il nero sarà questa. Che dovrebbe fare il bianco? Il bianco che dovrebbe fare il nero? Da parte sua dovrebbe cercare di eliminare questo pedone D. Vi faccio un esempio: se io giocassi C5, se per assurdo il mio avversario mi cattura, chiaramente adesso questi 3 pedoni sono deboli. Quindi fare pressione sul pedone D per provocare spinte, che vorrebbe dire chiudere e rendere un po' più cattivo quest'alfiere, oppure provocare cattura. E per farlo il nero tendenzialmente spinge in C5, fa pressione con il cavallo attraverso la mossa cavallo C6, se necessario gioca D6 e quindi da lì E5, tutto su D4 proprio per mettere sotto pressione quel pedone centrale. La partita è andata così, alfiere 2, tipico errore. Se io muovo il mio pezzo e poi dopo qualche mossa, anzi vi dico alla successiva, perché alla mossa numero 10 è stato portato l'alfiere in D3 per poi riportarlo indietro, significa che qualcosa è andato storto. Al di là delle conoscenze strategiche, delle conoscenze teoriche, a fare avanti e indietro con i propri pezzi è quasi sempre qualcosa che dà sicuramente delle informazioni al nostro avversario. Se io muovo più volte lo stesso pezzo, dall'altra parte c'è qualcuno che dice ok, probabilmente non ha chiaro che tipo di gioco impostare. Cavallo C6, donna C2, D6, ok, il nero sta continuando con il piano. In questa posizione immagino che pedone 5 sia il modo più coerente di giustificare queste due mosse fatte in precedenza. Come dicevo prima, l'idea dopo una possibile 5 è provocare questa spinta, e vorrebbe dire che dopo questa spinta l'alfiere del bianco è chiaramente cattivo, brutto. Se il bianco non cattura, non è da escludere che prima o poi potremmo anche giocare 4 per prendere spazio. In partita è stata giocata cavallo E7, pedone H3, pedone H6. Pedone H6 gli darei un punto interrogativo perché mi sembra una perdita di tempo. In questo momento il bianco non sta minacciando H7, probabilmente non è in grado di minacciare H7 e quindi questo pedone in H6 mi sembra una mossa che il nero potrebbe utilizzare in altro modo. Per assurdo, se vogliamo impostare un gioco molto creativo e aggressivo, la spinta in G5 con il pedone che va in H5 per poi fare G4 potrebbe essere un'altra giustificazione del piano che ha giocato qui il nero. Ad esempio l'apertura della colonna H si potrebbe in questo caso, non dico che sia il piano più facile e più forte, però in questo caso io sposto il re, passa la torre e occupo la colonna che potenzialmente si aprirà. Dunque, dopo cavallo E7, la partita è andata in questo modo, il cavallo è saltato in F5, cavallo G4 attacca la donna che va spostata e adesso probabilmente questa donna vuole iniziare già una prima coordinazione sul punto G2. In che modo? La minaccia è questa, chiaramente il cavallo si sposta, io do scacco matto. Il bianco, o meglio, il bianco qui ha delle mosse difficili da fare, e semplicemente si deve fare le domande giuste. La domanda che dobbiamo sempre farci è questa: cosa vuole fare il mio avversario con la sua ultima mossa? La risposta è una soltanto: la donna si sposta qui non tanto perché vuole difendersi dal cavallo, ma perché sta creando questa coordinazione. Cosa vuole fare il mio avversario con l'ultima mossa? Vuole darmi matto. E allora, se mi sono fatto la domanda giusta al momento giusto, troverò la difesa corretta, che potrebbe essere questa, chiudendo la diagonale. Infatti la manovra di cavallo, seppur affascinante, credo che non abbia molto seguito, perché anche impostando il gioco in questo modo, è vero che c'è un po' di iniziativa qui al centro, però impostando il gioco in questo modo immagino che l'idea di H5 non funzioni più per cavallo E3, e in questa posizione la donna, occhio, perché non sta benissimo. Il cavallo in E3 regge la difesa
ed è un momento in cui il bianco gioca F4, forse F5, forse 5, forse D5, forse C5. Come vedete il bianco quando avrà il pedone in F4 ne avrà 4 sulla stessa traversa e ogni spinta creerà dei problemi diversi. Quindi non sono sicuro che donna G6 sia la mossa corretta. Immagino che il piano sia quello sbagliato. Comunque donna G6, alfiere D3 sta inchiodando, scelta pratica, però non ci siamo fatti la domanda giusta e quindi H5 guadagnerà materiale. E4 giocando il tutto per tutto, cavallo per D4 legittima, vediamo se c'è di meglio, forse si può insistere con cavallo H4. In fondo questo cavallo è inchiodato e l'idea potrebbe essere che dopo cavallo E3 insisto nuovamente con F5 aprendo la diagonale. Tutti i pezzi puntano G2. Se lui non mi cattura potrei proseguire con il pedone F che va in F4, va in F3, oppure dopo, ad esempio, dopo F4 minaccia il cavallo difensore, quindi il matto sarà a seguire. La partita è andata così, cavallo per D4, scelta pratica, ti attacco la donna, ho mangiato un pedone nel frattempo e quindi è un pedone di vantaggio che poi diventano 2 in questa posizione. Il bianco ha un pedone in meno, non 2, ho contato male, e quindi il bianco ha un pedone in meno e qui ci sono idee di matto. La prima idea che mi viene in mente, ricordate che in questa posizione se il vostro avversario gioca F3 con la colonna H libera, significa che il primo tra i due che occuperà quella colonna potrebbe aver gioco. Infatti donna G3 la considero unica per evitare che questo re possa fuggire. Quando la donna si sposta, immagino che Rf2, che è la mossa della partita, sia un'ottima scelta. Passa la torre creando ovvi problemi. Qui dal nulla è un attimo prendere scacco matto, è un attimo che il bianco riesca a coordinare i suoi pezzi su quella casa. Donna F6, la mossa giocata, attacca il pedone. Torre H1 superficiale, anche qui non ci siamo fatti la domanda giusta. Cosa vuole fare il mio avversario con l'ultima mossa? La risposta è una soltanto, catturare D4. Torre H1, donna per D4, una mossa che dà scacco, e a questo punto se le minacce arrivano lungo questa diagonale potrei anche giocare così, chiudendo gli spazi. A5 non credo che sia necessaria, questa la considero un errore perché non è pertinente con ciò che si sta verificando in questo momento. Analizzando la partita, il bianco è rimasto con il re al centro. Cosa fare quando il nostro avversario è re al centro? Sicuramente cercare di aprire la posizione. Quindi D5 potrebbe essere un punto di partenza, controindicazione di D5 che dal nulla mi becco uno scacco matto, scacco di alfiere, re si sposta, scacco di scoperta e questo potrebbe sfuggire e quando io cedo l'alfiere interviene la donna con questo scacco matto molto bello. Quindi l'apertura della posizione, seppur logica, perché il mio avversario era al centro, deve essere giocata al momento opportuno. Probabilmente l'apertura migliore potrebbe essere questa, anche se sto correndo dei rischi. Qual è l'idea? Pedone cattura, lui riprende e su questa ricattura questo re è abbastanza scoperto, quindi potrebbero intervenire le torri cercando di creare minacce. Ad ogni modo, ogni volta che siete in vantaggio di materiale, qui abbiamo un pedone in più, anzi ne abbiamo 2, non è tantissimo, però è qualcosa. Non dovete correre rischi, quindi E5 che chiude questa diagonale e peggiora la posizione del suo alfiere è sicuramente un buon modo per proseguire. La partita è andata così, A5 dubbia, non credo che sia pertinente con la posizione e adesso è stata giocata E5 cercando probabilmente di creare questo matto, però dopo donna per E5 forse è sfuggito lo scacco. Stiamo dando da bianco molta importanza alle nostre mosse, ma non importanza alle mosse dell'avversario. E su re F1, donna per H1, adesso è arrivato l'abbandono perché effettivamente si perde materiale, crolla tutto quanto. Rivediamo rapidamente la partita, che è iniziata così, D4, cavallo F6, C4 e 6. Apertura nimzo-indiana dove dall'inizio alla fine si duella per il controllo di questa casa. Arrocco A3, do l'alfiere e cavallo E4. Se analizzate questa posizione attraverso il database gratuito di Lichess vi accorgerete che qui dal punto di vista statistico il nero è un gioco più facile, semplicemente perché il bianco ha perso tante mosse e un cavallo in E4 minaccia chiaramente di rovinare la struttura. Cavallo C3
non è una mossa che secondo i maestri dei database di chess abbia senso. Cavallo F3, non C3. E come dicevo prima, bisogna giocare donna C2, donna D3, forse torre C1, in alcuni casi alfiere B4. Cavallo F3 permette di rovinare facilmente questa struttura pedonale e la partita è andata in questa direzione. Qui ricordate, il segreto dell'apertura è il controllo su questa casa e quindi F5 diventa necessaria. Fare avanti e indietro con l'alfiere è chiaramente qualcosa di brutto. Se siete costretti a tornare avanti e indietro, se non avete alternativa fatelo, se ci sono alternative seguiamo le alternative. La partita è andata in questa direzione e adesso il nero ha cercato di impostare un attacco che in realtà non esiste attraverso il posizionamento della donna su questa colonna. L'attacco funziona perché il nostro avversario, in questo caso il bianco, ha giocato in modo superficiale. Cavallo F5, cosa vuole fare? Probabilmente questo potrebbe essere un momento importante per rimuovere il pezzo più forte dell'avversario, ossia l'alfiere in fianchetto. Cavallo G4 attacca la donna. Cosa vuole fare questa donna? Non vuole soltanto difendersi, ma vuole preparare H5, che poi è stata la mossa risolutiva, la mossa che ha creato il vantaggio. In questa posizione la partita è proseguita con F3. Da nero dobbiamo creare questa barriera, dobbiamo evitare che quel re possa rientrare in gioco. A quel punto l'attacco prosegue con il pedone G che viene avanti. Il re occupa quella casa che si è liberata, passa la torre e occhio, passa la torre, passa la paura e lì ci saranno temi di matto. Ok, spero che vi sia piaciuta questa partita, appuntamento alla prossima, ciao a tutti!